Boccia in audizione alla conferenza Stato-Regioni. Se vogliamo non perdere tempo e siamo tutti d'accordo, dice, lo facciamo dentro la legge di bilancio in maniera condivisa. Albergatrice trevigiana massacrata di botte a Capoverde, fermato un 50enne italiano sotto shock. Treviso, il sindaco Conte, siamo a disposizione per facilitare il rientro della salma. Un 43enne albanese è stato freddato con 2 colpi di pistola alla testa nel parcheggio di un ristorante nel Veronese. Ancora sconosciuto il movente dell'omicidio, indagano i carabinieri. Sgominato un gruppo di estrema destra pronto a rifondare il Partito Nazionalsocialista, blitz anche in Veneto, denunciato un'insospettabile impiegata padovana che aveva avuto un ruolo centrale nel reclutamento di nuovi adepti. L'ondata di piena del Po nel Polesine si esaurirà in nottata, si prevede molto alta ma sotto controllo, con l'unica incognita del vento di scirocco e delle maree in Adriatico. Sciopero e sit-in a sorpresa dei lavoratori di ACC che hanno manifestato alla rotatoria di Busche. Abbiamo i giorni contati, dicono i sindacati. Domenica si vota per il referendum per la separazione di Venezia e Mestre, Antenna 3 dalle 21:15 in diretta con una maratona che seguirà il prima e il dopo della chiusura dei seggi con collegamenti e ospiti in studio. Buonasera e ben ritrovati con le notizie dal Veneto. In primo piano dunque l'autonomia, perché oggi è una giornata importante con l'audizione del ministro Boccia alla conferenza Stato-Regioni che si è conclusa pochi minuti fa, e il ministro Boccia, che doveva in qualche modo anticipare quella che sarà la legge quadro, ovvero la legge che poserà i paletti dai quali partire per la bozza sull'autonomia differenziata, ha spiegato: se lo facciamo in maniera condivisa, se vogliamo non perdere tempo e siamo tutti d'accordo, lo facciamo dentro la legge di bilancio in maniera condivisa, ed è la mia proposta. Se lo si fa alla luce del sole, non è un emendatino ma è una proposta, e tra l'altro è un DDL già collegato alla manovra, quindi stiamo giocando a carte scoperte. E adesso la cronaca, perché Treviso e il quartiere di Borgo Cavour sono sotto shock per l'omicidio dell'albergatrice trevigiana massacrata di botte a Capoverde, dove gestiva un bed and breakfast. Il comune si mette a disposizione per il rientro della salma. Siamo tutti sconvolti che non sia occorso in questi giorni. Sono sconvolti e chiusi nel loro dolore i familiari di Marilena Corrò. Dietro a questa porta in Borgo Cavour ci sono i figli, il primogenito di 21 anni e una ragazza di 17, con loro gli zii, una famiglia sconvolta come lo è l'intero quartiere, dove Marilena per 15 anni ha gestito il B&B Maison Maggie, prima di partire alla volta di Capoverde e condurre la piccola pensione rilevata a inizio anni 2000 dal padre Luciano a Salrei, nell'isola di Boa Vista. Quello che sembrava un paradiso terrestre dove rifarsi una vita e mandare avanti seppure da lontano la famiglia è diventato l'inferno. Dall'isola arrivano sequenze di un delitto atroce. La donna, 52 anni, prima è stata massacrata di botte, poi gettata in una cisterna. A ucciderla, forse per motivi economici, un 50enne, istruttore di kickboxing, che fonti locali dicono essere originario pure lui di Treviso, ma il condizionale in queste ore concitate è d'obbligo. Anche Casugana sta seguendo l'evoluzione della vicenda. Una brutta notizia che ha visto coinvolta purtroppo una nostra concittadina. Spero che le autorità facciano chiarezza su quanto è avvenuto, soprattutto per rispetto nei confronti della famiglia. Come amministrazione portiamo la nostra vicinanza e ci mettiamo a disposizione anche per assisterli nel caso in cui ci dovessero subentrare dei problemi da un punto di vista burocratico per il rientro della salma. A mettersi a disposizione dei familiari in queste ore drammatiche anche il parroco di Sant'Agnese. Una signora molto vivace, scriveva poesie, la figlia partecipava al catechismo e quindi l'ho conosciuta così in questi casi, in queste riunioni dei genitori. Altro omicidio, questa volta nel Veronese, ed è caccia in tutta la provincia agli assassini di Ervin Carafigli, albanese di 43 anni, ucciso questa mattina nel parcheggio di un ristorante a Isola Rizza con 2 colpi di pistola ravvicinati alla testa. Le modalità farebbero pensare ad una vera e propria esecuzione, anche se i carabinieri che si stanno occupando delle indagini al momento non si sbilanciano. Ancora sconosciuto il movente dell'omicidio. Qualche testimone avrebbe visto un'auto allontanarsi dal luogo della sparatoria dell'omicidio a tutta velocità.
E ripercussioni anche in Veneto per quanto riguarda l'indagine Ombre Nere della Digos di Enna, che ha sgominato un gruppo di estrema destra che voleva rifondare il Partito Nazionalsocialista ispirandosi a Hitler. Denunciata anche un'insospettabile impiegata di Cutarolo nel Padovano, che avrebbe avuto un ruolo centrale nel reclutamento di nuovi adepti. Nel web si definiva la sergente maggiore di Hitler, una doppia vita, quella di una 48enne impiegata residente nell'Alta Padovana, di giorno al lavoro come segretaria e poi nel tempo libero lo sfogo violento e il fanatismo di estrema destra che prendeva vita grazie alla tastiera del computer. La donna padovana è una delle 19 persone indagate per associazione terroristica e apologia del fascismo, finita nell'operazione Ombre Nere, partita dalle indagini della Digos di Enna e approdata anche in Veneto. La polizia ha sgominato una rete di militanti di estrema destra che stava tentando di creare un partito filonazista. I contatti tra di loro avvenivano attraverso una chat chiamata Milizia e finalizzata all'addestramento di reclute. La 48enne cittadellese, che in passato aveva partecipato anche a manifestazioni di Forza Nuova, avrebbe avuto un ruolo al vertice all'interno del movimento, ovvero reclutava nuovi adepti e diffondeva ideologie xenofobe. In casa sua i poliziotti della Digos di Padova hanno trovato materiale per la propaganda, striscioni con svastiche e altri loghi antisemiti e numerose bandiere naziste. Tra i biglietti sequestrati alla donna anche uno con insulti contro il parlamentare del PD Fiano, promotore di un disegno di legge sull'apologia del fascismo. L'impiegata dalla doppia vita si riteneva insieme agli altri del gruppo appartenente al movimento denominato Partito Nazionalsocialista Italiano dei Lavoratori. Attraverso un social network russo, dove appunto era conosciuto con l'appellativo di sergente maggiore di Hitler, incitava all'odio verso gli ebrei e alla violenza, utilizzava frasi a dir poco sconcertanti. Hitler è immortale, il nazionalsocialismo trionferà, scriveva la 48enne. Con lei in Veneto sono state denunciate altre 3 persone, una donna di Verona e una coppia di Vicenza. Noi sotto il profilo dell'attenzione nei confronti degli estremismi siamo sempre molto attenti, quindi sia nei confronti dell'estremismo di destra sia nei confronti dell'estremismo di sinistra. Nel caso di specie, voglio dire, era un'indagine che coinvolge un'altra procura, che ha coinvolto più città. Anche qui abbiamo avuto dei riscontri con dei sequestri, insomma poniamo a disposizione della questura. Secondo l'inchiesta coordinata dalla Procura Antimafia e Antiterrorismo di Caltanissetta, alcuni degli accusati avevano anche fatto riferimento ad una disponibilità di armi ed esplosivi. Torniamo alla notizia d'apertura, ovvero all'audizione del ministro Boccia in conferenza Stato-Regioni per quanto riguarda l'autonomia. Il vertice si è concluso da pochi minuti e allora sentiamo le dichiarazioni raccolte a caldo, le parole del governatore Luca Zaia. È stata una riunione approfondita su diversi temi rispetto all'applicazione del 116, quindi l'autonomia differenziata. Abbiamo dato un primo assenso a un testo che deve avere ancora alcuni aggiustamenti, però direi che la discussione è stata proficua. Dopodiché, ovviamente, oltre alla legge cornice e alla legge quadro, noi siamo interessati ovviamente alla firma dell'intesa, che è il passaggio sancito dalla Costituzione, è il passaggio fondamentale. Ma sulla legge quadro diciamo che, se dovessimo dirla come la diceva Michelangelo per la Pietà, ha tolto tutto il marmo in più per fare la Pietà. Ecco, siamo ancora a livello di qualche ultima scalpellata, non siamo ancora alla lucidatura dell'opera. Legge cornice o legge quadro sostanzialmente traccia le linee macro, dopodiché l'intesa, ogni regione firmerà l'intesa propria e il Veneto conferma che chiederà le 23 materie. Torniamo alla cronaca con l'ondata di piena del Po che si esaurirà in nottata nel Polesine, molto alta ma sotto controllo, con l'unica incognita del vento e della marea in Adriatico. Siamo stati sul delta del Grande Fiume, dove non manca comunque una certa apprensione. Questo è il ponte sul Po di Cavenier, che è chiuso, come potete vedere, per sicurezza. C'è moltissima acqua, è proprio il punto in cui il Po di Maistra si stacca dal Po di Venezia. Il grande fiume che si allarga nel delta è comunque impressionante per la quantità d'acqua che, passando da Porto Tolle, riversa in Adriatico. Queste mi servono per prendere come riferimento per regolarmi con i fontanazzi. Quindi so se la marea è salita o scesa, in base a quello mi regolo con i sacchi nei fontanazzi. C'è proprio l'asta con i centimetri? Sì, l'asta con i centimetri, così lo faccio 3 volte al giorno, la mattina, a mezzogiorno e alla sera prima di terminare il servizio.
Il fiume ha una portata, con la lunga onda di piena in esaurimento venerdì, di circa 6.500 metri cubi al secondo. Ancora nel pomeriggio il Po di Venezia era stabile come altezza, ma i rami secondari crescevano ancora, segno che la piena cercava sfogo ovunque con il mare che non riceveva perfettamente. Non è tanto l'argine che preoccupa, ma appunto queste tane, quindi Fontanazzi, e la seconda variabile che però è il tempo e quindi il vento. Il vento è quello che preoccupa i cittadini, perché tutti dicono vediamo se viene lo scirocco, perché è quel vento che viene dal mare e spinge il mare verso la bocca del Po. E quindi il Po, invece di defluire tranquillo verso il mare, viene in qualche modo bloccato e quindi spinge sugli argini e si alza e mette in sofferenza quella che è la tenuta degli argini. Qui c'è il fiume che scorre con enorme forza. Io sto risalendo letteralmente l'argine del Po in uno dei suoi punti più critici e come vedete l'argine è enorme, è a gradoni che scendono e qui c'è il paese. Ma come vedete qui c'è il tetto delle case e se ci spostiamo velocemente, mi seguite, guardate, il tetto delle case e l'acqua. Si capisce molto bene che l'acqua è a un'altezza superiore spesso di quello che è il secondo piano delle case. Io abito vicino dove Carotto è a Sacca di Scardovari che si andava a fondo, che periodo là. E siamo scappati proprio, e visto proprio penetrare l'acqua, qualche Carotto insomma che è giù proprio dentro all'interno del paese e tutto quanto insomma. Fate in tempo a scappare e venire via insomma in tempo. Traffico di armi e munizioni, estorsione e arresti a vario titolo eseguiti questa mattina all'alba nel blitz dei Carabinieri di Treviso. Nei guai gli affiliati dell'ex Mala del Brenta. I complimenti del presidente Zaia che ha detto questa operazione ci conferma che contro la criminalità non va mai abbassata la guardia. 13 pistole di vario calibro e 5 fucili scomparsi da un'armeria di San Zenone degli Ezzelini nel Trevigiano. Proprio una di queste pistole era stata usata a gennaio scorso per l'omicidio di Venezia, quando Ivano Gritti venne ucciso nella sua abitazione alla Giudecca, si disse allora, per motivi legati alla custodia di un cane. Le armi erano armi letteralmente inizialmente cedute, poi quasi pretese. Perché una volta che si instaura un certo rapporto tra i due complici, poi alla fine c'è anche la richiesta pressante di altre armi. E certo da un'armeria l'approvvigionamento è facile. 4 le persone arrestate, tra cui proprio lo stesso 42enne titolare dell'armeria di San Zenone, che già nel 2011 era finito nei guai sempre per traffico illecito di armi a livello internazionale. Sono persone venete, a parte un albanese. Sono persone note alle cronache per reati più o meno analoghi, ma insomma decennali, datati. Nel blitz dei Carabinieri di Treviso, con gli arresti a Padova, Vicenza e Treviso, anche 4 indagati, di cui 1 nel veneziano già con precedenti e 3 nel padovano. Tutti legati alla vecchia guardia della Mala del Brenta, dicono gli inquirenti, banda che da tempo taglieggiava per usura un 41enne imprenditore edile della Castellana che, terrorizzato, si era rintanato da tempo a casa di un amico per sfuggire alle minacce di morte dei criminali. E si è proprio letteralmente nascosto, cioè ha lasciato casa, ha lasciato anche il telefono, non si è fatto trovare anche dai parenti tra l'altro, perché pensava che ogni notizia che lui potesse dare circa i suoi spostamenti, le sue presenze, potesse arrivare così alla conoscenza di chi gli stava facendo l'estorsione, e quindi è stato difficile anche per noi rintracciarlo poi alla fine. Indagini ancora in corso. Persone che fanno paura soprattutto alle persone per bene. Lasciamo la cronaca, ci spostiamo nel Bellunese con il sit-in, lo sciopero a sorpresa dei lavoratori di ACC che hanno manifestato alla rotatoria di Busche. Abbiamo i giorni contati, dicono i sindacati. Questa battaglia la vinceremo perché siamo noi con voi a voler trovare una soluzione a questo. Avevano annunciato azioni clamorose, così è stato. La mobilitazione dei lavoratori in ACC è continuata con uno sciopero, un sit-in a sorpresa
alla rotatoria di Busche. Abbiamo i giorni contati, la proprietà ha deciso la chiusura entro il mese di febbraio, la mobilitazione dei lavoratori e lavoratrici continua per far sì che sia trovata una soluzione. I sindacati chiedono un intervento urgente del governo affinché nomini un nuovo commissario per il salvataggio di ACC. Questa iniziativa è l'ennesima e forse la prima per alzare ancora di più l'asticella e l'attenzione nei confronti del governo e nei confronti delle autorità sia locali appunto, sia provinciali, regionali e quindi nazionali. In programma c'è una grande manifestazione organizzata per il prossimo 11 dicembre con un corteo che partirà da Melle e che raggiungerà lo stabilimento dove si terranno i comizi. Questo è solo l'inizio, molto probabilmente l'escalation degli scioperi, delle manifestazioni saranno anche più importanti. Chiediamo la solidarietà della popolazione bellunese ma anche di tutto il Veneto. Conto alla rovescia per il referendum di questa domenica sulla creazione dei comuni di Venezia e Mestre. L'assessore Michele Zuin replica i comitati che l'hanno querelato per diffusione di false notizie e conferma quanto affermato in campagna elettorale. È stupito e amareggiato Michele Zuin, alla testa di Forza Italia in Veneto, assessore al bilancio e alle partecipate del Comune di Venezia. Alcuni suoi interventi via mass media e social network nel dibattito sul referendum di separazione Venezia-Mestre sono stati definiti da comitati e associazioni per il sì informazioni false che inquinano la campagna elettorale, tanto da diventare oggetto di un esposto querela presentato in procura. Quello che viene contestato sostanzialmente è il fatto che lei non si sia espresso come privato cittadino, che naturalmente ha tutto il diritto di farlo, ma in qualità di assessore. Assolutamente no, tutti i miei comunicati, e se guardate gli articoli dei giornali, sono firmati dal vice coordinatore regionale di Forza Italia, ora coordinatore regionale di Forza Italia. Zuin rifarebbe tutto, conferma ed entra nel merito delle questioni che hanno provocato la dura reazione del fronte del sì. Io dico che il casino di Canoghera chiude, la loro replica è ma otterremo sicuramente una proroga. Cioè il mio è un dato di fatto, il loro una speranza. Sostengono che è una SPA, per cui teoricamente non è più vincolato ai confini comunali. Ma assolutamente no. La licenza e l'autorizzazione è del Comune di Venezia, non della società. La società svolge servizio tramite convenzione per conto del Comune di Venezia. Vede che questi sono errori proprio grossolani, gente che neanche legge le carte. Altro tema caldo che aveva infiammato il dibattito referendario era stato quello sul presunto aumento di prezzo dei biglietti ACTV dopo la separazione. Io ho semplicemente fatto delle stime sulla base di quello che succede oggi nel Veneto con i comuni vicino a Venezia e ho semplicemente riportato queste tratte e il costo di queste tratte, per cui dati veri, incontrovertibili, a meno che anche qui loro usano la speranza rispetto a quello che c'è effettivamente sulla carta, citando la Lombardia o altre cose, che però non è il Veneto e non è la provincia o la città metropolitana di Venezia. È un appuntamento, quello del voto per il referendum sulla separazione di Venezia e Mestre, che Antenna 3 seguirà in diretta domenica a partire dalle 21:15 con una maratona non stop prima e dopo la chiusura dei seggi. Collegamenti costanti con i nostri inviati per aggiornarvi sull'esito del voto e poi i commenti dei risultati. Dunque appuntamento a domenica a partire dalle 21:15. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Rieccoci in diretta. L'assessore alle politiche educative del Comune di Venezia risponde ai sindacati che hanno denunciato proprio il Comune per non essersi preoccupato, a loro dire, della sicurezza del personale scolastico nei giorni dell'emergenza acqua alta. Siamo sbalorditi perché di fronte al senso di responsabilità che è stato dimostrato da tutta la città, da tutte le categorie, compreso i dipendenti pubblici e i dipendenti del Comune in primis, questa iniziativa di portare la vicenda in procura è completamente fuori da qualsiasi ragionevolezza. L'assessore comunale alle politiche educative risponde alle accuse di CGIL, CSA e UIL che hanno presentato un esposto nei confronti del Comune per aver gestito male, dicono, il
il fronte scolastico durante l'emergenza dell'acqua alta. Le attività in nidi e materne di Venezia, Lido e Pellestrina infatti erano state sospese, eppure il personale scolastico si è dovuto presentare sul posto di lavoro per tutti e 3 i giorni. Nel merito non entriamo assolutamente, segnalo solo che rispetto alla risposta unitaria che è stata data da tutta la città, questo è un comportamento che proprio non c'entra nulla. Ci difenderemo in quella sede e valuteremo anche tutte le iniziative opportune a tutela del buon funzionamento dell'amministrazione e a tutela di quei dirigenti che sono stati coinvolti e che invece io ringrazio per come hanno saputo gestire le cose nei terribili giorni dell'acqua alta. E a proposito di acqua alta, sabato prossimo a grande richiesta vi riproporremo a partire dalle 21:15 il documentario L'Apocalisse di Venezia, con il racconto dei giorni che hanno messo in ginocchio Venezia con l'acqua alta da record, in primo piano nelle nostre edizioni straordinarie che vi hanno aggiornato ora dopo ora su quanto stava accadendo, e non solo nel capoluogo lagunare. Dopo i grandi ascolti di sabato scorso ci avete appunto chiesto di riproporlo, dunque l'appuntamento è per sabato a partire dalle 21:15. Cerimonia di consegna nel pomeriggio all'Università di Padova della laurea honoris causa in lingue e letterature europee e americane a Patti Smith. Il rettore nell'aula magna del Bo ha consegnato, lo state vedendo, alla sacerdotessa del rock l'attestato. La cantante ha poi tenuto un concerto riservato alla comunità accademica. Per Patti la parola è dialogo tra arte e società, sospesa tra il sussurro religioso e l'urlo disperato, si legge nelle motivazioni del Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari dell'Università di Padova. Ormai dicembre alle porte e torna puntuale anche quest'anno la nostra rubrica Il tuo presepe. In sovrimpressione vedete i numeri, la mail per segnalare le vostre rappresentazioni della natività. Mandateci foto o video realizzate con il vostro cellulare, noi le manderemo in onda all'interno dei nostri telegiornali. Se non riuscirete a fare voi le immagini, mandateci una breve descrizione delle particolarità del vostro presepe e verremo noi con le nostre telecamere a riprenderle. Prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento con 20:10 in studio il cantante e coltivatore di Prosecco Matteo Del Puppo. È davvero tutto, adesso previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Si mantiene sostanzialmente stabile il tempo sul nostro territorio e anche la giornata di venerdì 29 novembre sarà senza precipitazioni. Sul Veneto foschie e nubi basse al mattino, specie sulle pianure, maggiori spazi soleggiati invece sui rilievi bellunesi. Nebbie nuovamente in formazione durante le ore serali e notturne. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, valori massimi tra i 10 e i 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, locali nebbie sulle pianure e sulle vallate alpine anche in questo caso, più sole sui rilievi dal pomeriggio. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, massime comprese invece tra i 13 e i 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento ovunque, qualche nevicata anche a bassa quota sui confini altoatesini. Temperature minime tra lo 0 e 1 grado, massime tra 10 e 11 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.